Salve a tutti, ora parliamo di vettori. In fisica può interessarci non solo il valore di una grandezza fisica, ma anche la sua direzione. E quindi in quel caso utilizziamo i vettori. I vettori sono ciò che ha non solo la grandezza, ma anche una direzione e un verso. Allora, qual è la differenza tra direzione e verso? La direzione è quella che è data da una retta. Una retta mi definisce una direzione. Il verso invece viene dato da una freccia sulla retta. Questo è un verso e questo è il verso opposto. Quindi il vettore ha principalmente queste caratteristiche: grandezza o modulo o intensità, se volete, direzione e verso. Quelle quantità che non sono vettori, che quindi hanno soltanto la grandezza, vengono chiamate scalari. Abbiamo i vettori scalari, però un buon esempio di vettore è la forza, perché la forza a volte non ci interessa solo quanto è grande, ma anche in che direzione agisce, perché è importante se agisce in una direzione o in un'altra. Comunque la stessa quantità che un vettore può essere considerata come scalare. Quando? Quando non dipende da cosa stiamo trattando, se in quel caso non ci interessa la sua direzione. Cioè, ad esempio, anche la velocità può essere pensata come vettore, ed essere un vettore, però tante volte ci interessa solo la grandezza della velocità. In quel caso consideriamo la velocità come uno scalare. Invece ci sono delle quantità che saranno sempre scalari, come ad esempio la massa. La massa non può avere una direzione, oppure l'energia. Anche ci sono alcune quantità che rimarranno sempre scalari. Ok, di solito indichiamo un vettore mettendo una freccia sopra così, oppure si indica anche in altri modi con una linea sopra. Ok, noi con un vettore possiamo fare delle operazioni. Ad esempio, moltiplicare un vettore per uno scalare. Se noi abbiamo un vettore A, noi possiamo moltiplicare uno scalare. Adesso prendiamo un po' un numero per capire. Moltiplichiamo con 2 volte il vettore A. Cosa significa? Che sarà un vettore che avrà la stessa direzione, lo stesso verso, ma a lunghezza doppia. Questo è 2 volte il vettore A. Oppure, se noi lo moltiplichiamo con uno scalare che è minore di 1, ad esempio un mezzo, otterremo un vettore che è più corto. Sì, la lunghezza della freccia mi indica il modulo, la lunghezza della freccia mi indica la grandezza, quello che dicevo prima. Se noi moltiplichiamo con uno scalare negativo, si ribalterà il verso del vettore. Ad esempio il vettore meno 2a sarà questo, così. Sì, certo, potevo anche spostarlo. I vettori si possono spostare parallelamente senza problemi. Cioè, ho lo stesso vettore, basta rimane parallelo, il verso è uguale, posso spostarlo come voglio. Ok, questo è il prodotto di un vettore per uno scalare. Un esempio che è dato dalla fisica è proprio la legge di Newton, che se scritta in forma scalare è F uguale m per A, perché noi mettiamo soltanto i valori numerici della massa, accelerazione e della forza, però si può scrivere anche in forma vettoriale. La massa è sempre uno scalare e il vettore accelerazione viene moltiplicato per il valore della massa e otteniamo un altro vettore che è il vettore forza. Noi possiamo anche fare, a parte queste altre operazioni con i vettori, noi possiamo fare la somma di vettori, possiamo sommare tra loro vettori, ma quel più non è il più normale al quale siamo abituati, perché tiene anche conto della direzione.
perché noi se abbiamo due vettori e li sommiamo non teniamo solo conto di quanto è grande uno, quanto è grande l'altro, ma anche in che direzione agiscono e in realtà anche qual è la direzione, qual è l'angolo tra loro. Abbiamo il vettore A e il vettore B. E come si trova la somma dei vettori? Usando la semplice regola del parallelogramma. Tracciamo un parallelogramma e la somma di questi due vettori è questo vettore qua, che ha questa lunghezza, questa grandezza, questa direzione e questo verso, come vedete qui in figura. Questo è il vettore somma. Ma perché la somma si fa proprio così col parallelogramma? Beh, perché noi possiamo anche pensare ai vettori all'interno di un sistema di coordinate, però in quel caso si prende la convenzione che l'inizio di ogni vettore viene messo nell'origine, quindi qui abbiamo l'origine del nostro sistema di coordinate x, y. E allora, prendendo la convenzione che tutti i vettori partono dall'origine, il punto di arrivo ha due coordinate, appunto. Questo punto ha due coordinate e quelle due coordinate mi identificano il vettore. Stesso per questo vettore. Questo vettore inizia nell'origine ma finisce qui. Questo punto ha due coordinate. E anche questo punto qua di questo vettore somma ha due coordinate, e se noi sommiamo la coordinata x di questo punto con la coordinata x di questo punto troviamo la coordinata x del vettore somma, per quello si mette un più così. Stessa cosa per le coordinate y, la coordinata y di questo più coordinata y di questo mi dà la coordinata y qua. Ok, noi possiamo fare anche la differenza di due vettori, sottrarli, è sempre un'operazione vettoriale. Ma qual è l'idea? Se vogliamo fare vettore A meno il vettore B, anche se si tratta di vettori, valgono delle regole simili come per i numeri. Vogliamo fare vettore A meno vettore B, ma questo noi possiamo scriverlo anche come vettore A più il vettore meno B. Il vettore meno B è uguale al B solo che ha il verso cambiato. Sarebbe come moltiplicare meno 1, lo scalare meno 1 col vettore B. Il vettore meno b sarà così, l'ho messo sempre che parte da qui, quindi perché ho detto che posso spostare parallelamente il vettore al mio piacimento. Questo è il vettore meno b, e beh, allora adesso devo fare la somma del vettore a con il vettore meno b, allora uso la regola del parallelogramma. Ed è questo il vettore a meno b, ma posso spostarlo parallelamente e lo metto qui. Questo è il vettore A meno B. Come vedete qui abbiamo il vettore A, qui il vettore B, e troviamo così il vettore A meno B. E la freccia guarda la direzione di questo, che è come il verso di A. Perché è importante, se voi fate vettore B meno vettore A, ottenete uno che ha la stessa grandezza, però il verso opposto. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.